Rieccoci cari amici al nostro classico oramai appuntamento con la terza pagina del Zefiro della Cultura, offertovi da questa emittente che si preoccupa di informarvi quotidianamente su quello che succede nel vostro territorio. Il tanto atteso periodo di riapertura alla libera circolazione anche serale di noi tutti, finalmente, i problemini dettati dall'esigenza delle ferie e, non ultima, la necessità di realizzare con le attuali regole nuove produzioni, ovviamente en plein air, ci hanno fatto riflettere, ci hanno portato ad una riflessione. E la soluzione più ragionevole per non farvi mancare la vostra terza pagina è di proporvi la replica delle nostre produzioni più importanti. Le repliche le propongono i colossi della radio e della televisione. Perché mai noi no? Il nostro lavoro è rappresentare con i sensi della cultura che l'informazione locale non è seconda a nessuno, sia dal punto di vista della qualità delle produzioni e, ancora più importante, dal punto di vista della diffusione nel territorio, cioè del servizio che questa impresa dà ai suoi spettatori. Importante soprattutto fare questo in un momento come l'attuale, allorquando le autorità politiche devono avere la percezione di chi siamo e di come lavoriamo. E da questo punto di vista è corretto dare loro i sensi della differenza in termini di qualità del lavoro delle emittenti locali, tutte. Se decideranno di violare il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione nei confronti delle più piccole, più avanti questo avverrà anche per le più grosse, esattamente come è successo appunto per i fondi per l'editoria. Nessuno si è chiesto come mai, il perché da qualche anno nessuna emittente riceve più il contributo per l'energia elettrica e per il futuro non riceverà più il contributo per i costi telefonici. Invero oggi molto modesti. Noi sappiamo leggere anche tra le righe e ci permettiamo di rispondere a chi ci ha tolto queste importanti risorse, sono posti di lavoro in meno. Rispondiamo con le autorevoli parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'informazione è presidio di democrazia e noi per questo, per quello che possiamo, siamo al suo fianco. Ecco il senso di contribuire con la cultura a dare il giusto valore anche alle imprese che vi tengono puntualmente informati su quello che succede nel vostro ambito. L'informazione locale ha gli stessi identici diritti di esistere di quella nazionale. In qualche modo, con quello che possiamo, vogliamo essere uniti al fianco di Antonio Diomede, presidente dell'AREA, l'unica associazione che si sta battendo a fronte alta per le mani pulite nella comunicazione. E lo sta facendo concretamente, vista la manifestazione solo dell'altra settimana. Noi non siamo da meno. Voi, telespettatori e radioascoltatori, avete tutto il diritto di essere informati su quello che succede a casa vostra. E con questo servizio cerchiamo di difendere questo vostro diritto. Facendolo ne consegue che difendiamo anche le nostre aziende, i nostri posti di lavoro, il nostro futuro. Ebbene, siamo all'appuntamento di oggi, di questa puntata. Per questo vi riproponiamo il magnifico concerto con il quale ci siamo conosciuti a Natale, di Piotr Ilyich Tchaikovsky, dallo Schiaccianoci, piccolo lapsus e me ne scuso,
Dallo Schiaccianoci il Valzer dei Fiori, ovvero dalla Suite Opera 71 dello Schiaccianoci. Seguirà il concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35 con quel magnifico talento di Paolo Tagliamento come solista. E per finire un brano che ci elettrizzerà tutti, Capriccio italiano opera 45. A dirigere un grande maestro armeno che ora vive in Romania, Vran Cifcean. Buon ascolto.
di Fritz Kreisler in imperiale austriaco su un tema di Franz Joseph Haydn.
Ebbene, come i grandi editori, anche noi abbiamo proposto una replica, la replica del concerto che ci ha portati a conoscervi, era Natale 2020, di Tchaikovsky. Abbiamo ascoltato il Valzer di Fiori dallo Schiaccianoci, dopodiché il concerto per violino e orchestra Opera 35 con solista Paolo Tagliamento e per finire Capriccio Italiano Opera 45. Il tutto dai solisti di Radio Veneto 1 nella versione orchestra filarmonica, diretti da un grande maestro, orgogliosamente armeno, anche se ora vive in Romania, Vran Cifcean. Bene, godiamoci questo periodo finalmente di tranquillità, le cose si stanno mettendo benino per quanto possibile. Grazie dell'ascolto, al prossimo appuntamento che sarà un'altra grande replica. A risentirci.